Sono un lupo che ha sempre fame e ho una certa fretta di trovare carne tenera e buona da mangiare. Ho una certa fretta di azzannare carne tenera e buona che mi possa saziare. Mi ricordo benissimo quella volta che ho sentito qualcuno che bussava alla porta. Io avevo tanta sì. paura. Ma sai chi era? Era Era il lupo. Il lupo, E sì. voleva mangiare me e i miei fratelli. E vuoi che ti dica come mi sono salvato? No, non te lo dico. Posso dirtelo io? Sì? Ma non te lo dico. Sai, Guarda, te lo dico all'orecchio. È Sì. successo esattamente Lo così. vedi? Porcelli in viaggio, porcelli all'arrembaggio, mangiamo di gusto senza misura. Quando arriva il momento giusto, siamo pronti all'avventura. Livio, che si fa? No! Andiamo 2 là. al prezzo di uno! Sono la nonna! O tu sei il lupo giusto nella storia sbagliata. O forse questa è un'altra storia non ancora inventata. Allora te un caffè oppure cioccolata. Se vuoi una cosa fresca ho in frigo un'aranciata. C'è in giro Il lupo! Ma non vi preoccupate. Vedete? Mi sono costruito una casa di mattoni. Wow! Il lupo non può farci niente. Tanto questa casa non crolla. Invitiamo proprio te a teatro a vedere me e i miei fratelli e le nostre incredibili, mirabolanti avventure. Sì! 3 porcellini! Allora vi aspettiamo, mi raccomando. Ciao! Ciao! Goodbye heart. Yes, hello, Mary Lou. Goodbye heart. Well, hello, Mary Lou. Goodbye heart.